Buongiorno a tutti e benvenuto Alberto Naef, direttore generale di Volksbank, la banca popolare dell'Alto Adige. Buongiorno a tutti. Bene. E grazie direttore per l'invito. L'incontro di oggi ha lo scopo di aprire una finestra su come una banca radicata nel territorio, pensa, ragiona, programma le iniziative di welfare, pensando al welfare legato ai propri dipendenti, ma anche, essendo una banca, al welfare in termini di prodotto rivolto alla previdenza pensionistica, sanitaria e a tutto ciò che è welfare. Due parole rispetto al nostro percorso di Veneto Welfare che è iniziato con l'avvio dell'accreditamento alle iniziative di welfare pensionistico, sanitario, bilaterale e territoriale fino al welfare aziendale. Queste 4 linee di attività di accreditamento sono partite e quindi stiamo raccogliendo le candidature. Per quanto riguarda la prima gamba e la seconda, parliamo di fondi contrattuali, di natura contrattuale. Sulla terza gamba ragioniamo sulla bilateralità, sulla quarta c'è una maggiore apertura su tutto ciò che ha a che fare con il welfare territoriale fino al welfare aziendale. Un'osservazione di fondo: è evidente che in questo momento parlare di welfare è quasi dire scontato, nel senso che è importante affrontare le potenzialità di finanziamento dei bisogni che fanno riferimento al welfare. Per quanto riguarda il pilastro pubblico è chiaro la difficoltà sia dell'aspetto pensionistico che dell'aspetto sanitario, basta vedere i numeri e soprattutto l'effetto demografico. Il pilastro privato è importante ma non è ancora diventato obbligatorio sia sul versante pensionistico che sul versante sanitario. Tutto il tema della fase intermedia del ciclo di vita dei cittadini, in questa fase intermedia l'emergenza della povertà con la dinamica del supporto al lavoro rappresentano comunque 2 punti di drenaggio importante delle risorse statali ma anche delle risorse private. Le priorità che noi intravediamo sono sul long term care, perché comunque con l'effetto demografico la necessità di avere servizi nuovi e nuovi attori e soprattutto una nuova previdenza privata che aiuti gli adulti a gestire meglio la fase finale della propria esistenza, fino alla la grande scommessa molto interessante, perché di fatto è già vinta, del welfare aziendale come occasione di combinare reddito ai lavoratori con anche servizi, penso a livello del chilometro zero. Partiamo quindi dal nostro interlocutore che rappresenta una banca territoriale. Quali sono le ragioni del vostro gruppo per quanto riguarda il welfare? Quali sono i motivi di un impegno su questo? Ma guardi, noi ovviamente riteniamo che i collaboratori e il benessere, qui mi uso con molto piacere questa parola italiana, benessere dei nostri collaboratori, sia fondamentale, perché riteniamo che nel nostro modo di fare banca il valore aggiunto delle persone, dei nostri professionisti, sia ancora essenziale. E quindi il modo migliore per poter, diciamo, dare consulenza in serenità ai clienti è quello di essere ovviamente in primis sereni di nostro, no? Quindi è chiaro che questo per noi quindi è un percorso strategico per cercare appunto di avere risorse sempre più professionali nel servizio al cliente, nella consulenza che diamo. In questo senso qui la parola benessere mi piace molto, perché oltre ovviamente all'aspetto, se vuole, anche di contributo economico che possiamo dare ai nostri collaboratori attraverso le forme di welfare, è secondo noi anche fondamentale tutto ciò che non è strettamente economico, ma che riguarda la sfera della flessibilità che diamo nel contratto di lavoro, nel rapporto di lavoro che il collaboratore ha con l'azienda.
Quindi anche in questa fase, per esempio, tutto il tema del lavoro agile, dello smart working è stata una sfida che avete affrontato. Ci può dire qualcosa su questo? Sì, assolutamente sì. Ovviamente, mentre per quello che riguarda le filiali, abbiamo bisogno, sfortunatamente per i colleghi di filiale, di mantenere il livello di servizio per i clienti, e quindi dobbiamo lavorare fisicamente in presenza. Per quanto riguarda invece tutti i servizi di direzione, back office, informatica e quant'altro, è chiaro che in questa fase pandemica abbiamo sfruttato ad ampie mani lo smart working per aiutare il contenimento del contagio, della pandemia, e poi mi faccio aggiungere anche che abbiamo utilizzato delle leve interessanti. Per esempio abbiamo la banca etica delle ore straordinarie, che è una banca a cui i colleghi possono conferire le loro ore di straordinario e possono essere utilizzate per dare flessibilità e agilità a colleghi che invece ne hanno bisogno. Quindi creare anche delle forme di solidarietà all'interno della banca, tali per cui i colleghi possono appunto attingere a forme di benessere che non necessariamente sono economiche. Altri esempi che potrebbero essere interessanti da ricordare dal punto di vista proprio delle modalità di gestire il welfare dal punto di vista interno e quindi a favore dei vostri collaboratori. Ma guardi, noi abbiamo tante soluzioni, tante idee. Ad esempio qui a Bolzano abbiamo l'asilo nido all'interno dell'azienda, a cui possono appoggiarsi sia le colleghe e i colleghi che hanno dei bambini in età appunto d'asilo, che anche lo abbiamo aperto a aziende diciamo, di questa zona territoriale, proprio per far massa critica. Chiaramente diamo la possibilità di avere un part-time a rientro dalla maternità, e questa è un'altra forma, secondo noi, di giusta flessibilità per dare ai colleghi delle soluzioni. Poi è chiaro che abbiamo tutto il tema che riguarda ovviamente l'assistenza previdenziale complementare, l'assistenza sanitaria, tutte queste forme, mi faccia dire, più classiche, no? Quelle le abbiamo adottate tutte. Però secondo me e secondo noi la sfida che abbiamo in prevalenza è quella di sfruttare quella che è l'infrastruttura ovviamente normativa e regolamentare, diciamo, per quello che è possibile, ma aggiungerci un po' il nostro tocco, no? Quindi la nostra personalizzazione, ed essere in grado di offrire delle soluzioni sartoriali ai nostri colleghi, perché poi alla fine, avendo 1300 collaboratori, ovviamente non tutti hanno le stesse esigenze, no? C'è chi ha figli, chi non ha figli, chi ha figli in età scolare, chi ha figli in età post-scolare, eccetera, eccetera, chi ha bisogno di assistenza verso i genitori, che è diventato un tema anche importante, no? Quando ci sono dei genitori anziani, chi non ce l'ha questo bisogno. Quindi è chiaro che le esigenze sono le più variegate e le situazioni sono le più variegate, e secondo noi la cosa importante è riuscire ad aggiungere un tocco di sartorialità, di creare la soluzione ad hoc per tutti quanti. Quindi è chiaro che non tutto è regolamentato, una parte del nostro sistema e programma di welfare viene lasciato in delega all'ufficio del personale, proprio per cercare in maniera individuale di creare delle soluzioni ad hoc. Chiaro. Dottor Naef, tenendo conto della vostra sensibilità, del posizionamento territoriale che avete e quindi del ruolo che avete nello sviluppo del territorio, come vedete l'opportunità di inserirvi all'interno del mercato dei servizi di welfare, sia tradizionali che quelli un pochino anche innovativi? Tradizionali, penso al fondo pensione oppure al fondo della previdenza sanitaria complementare. Ecco, come la vedete e qual è il vostro programma in questo contesto di mercato che è interessante perché è in crescita? Ricordo che in questo momento solo in Veneto il 34% dei lavoratori aderisce ad una forma complementare previdenziale, di conseguenza c'è uno spazio importante da poter raccogliere, però penso anche a tutte le iniziative legate al welfare aziendale che comunque afferiscono alla logica anche del chilometro zero. Ecco, quali sono i vostri orientamenti su questo mercato che è interessante per un attore di finanza
Ma guardi, noi abbiamo fatto delle scelte, le scelte sono sempre commisurate ad una filosofia che abbiamo, che è quella di cercare di vendere o portare delle soluzioni solo laddove abbiamo una capacità professionale di dare consulenza. In questo senso, rispetto alle imprese, il nostro ruolo è essenzialmente quello di cercare di essere un esempio e quindi di poter essere un traino per quello che è il nostro agire. Rispetto ai singoli privati, invece, abbiamo ovviamente delle forme di previdenza complementare, in particolare fornite dal nostro ARCA, che è poi l'asset manager delle banche popolari, sulle quali ovviamente da parecchi anni vendiamo questo prodotto e sappiamo ovviamente fare la giusta consulenza per veicolarlo, insomma, in modo assolutamente corretto ai clienti. Dal punto di vista di questo nuovo mercato e quindi della possibilità di incrociare nel tempo utenti, persone, imprese, qual è la richiesta, qual è la domanda che voi ponete al sistema pubblico affinché possano essere migliorate le performance del sistema complessivo? Ma guardi, in questo momento noi stiamo ancora esplorando tutte le possibilità che già l'impalcatura che è stata messa a disposizione offre. Ovviamente ci sono anche delle migliorie, anche quest'anno il fatto che sia stato raddoppiato ovviamente la parte di welfare che è utilizzabile da parte dei singoli, ovviamente in maniera standard, è sicuramente un punto di beneficio. Adesso quello che vediamo noi come sfida, ed è un po' più una sfida privata che una sfida pubblica, è, come dicevo prima, il fatto di poter utilizzare questa infrastruttura come un punto di partenza, un trampolino per cercare di essere quello che voglio chiamare good employer branding, e quindi essere un'azienda che ancora qua fa da punto di riferimento e apre un po' da battistrada un po' per gli altri nel cercare di trovare delle soluzioni appunto che siano poi sartoriali, perché la verità è che se tu hai 20, 200, 2000 o 20.000 dipendenti non cambia, ognuno ha le sue esigenze, e quindi riuscire a capire e a cogliere le esigenze del singolo e riuscire a dare una risposta che gli venga incontro e che gli possa dare una risposta chiara e una soluzione interessante è secondo me il punto addizionale che dobbiamo ancora finire di esplorare. Una domanda rispetto al momento presente che viviamo, in particolare a questa Covid economy. Dal vostro punto di vista, quali sono le azioni da mettere in gioco subito e da programmare nei prossimi mesi affinché la capacità di convivenza appunto con eventi avversi come quelli che ci hanno colpiti possa aiutarci a mantenere viva la nostra economia, tenendo conto di come è caratterizzata dalle piccole, medie e grandi aziende, pensando proprio alla vostra esperienza e al vostro territorio. Iniziamo a partire dall'analisi di quello che è successo, no? Per il momento questa è una crisi un po' diversa dalle precedenti per due motivi. Un primo motivo è che ovviamente la precedente pandemia l'abbiamo avuta all'inizio del Novecento con la spagnola, no? E quindi chiaramente non abbiamo un'esperienza recente simile di uno shock così puntuale, ma non economico o finanziario, bensì sanitario. E questa è una particolarità importante. La seconda particolarità è che finora il grosso del peso della crisi è stato sopportato dagli stati, no? Perché quando uno va a vedere cosa è successo in tutto il mondo, quello che è successo finora in tutto sia Occidente che a Oriente, che più vicino a casa nostra in tutta Europa, è che sono stati gli stati a farsi carico della crisi e che hanno incrementato il loro debito, e con questo stanno cercando in maniera più o meno equa, e qui lascio sicuramente ad altri di valutarlo, però di dare ristori, come li chiamiamo adesso, sia alle famiglie che alle imprese.
Quindi questo è il punto di partenza. Quindi in questo momento non vediamo dal punto di vista dei privati e delle imprese un punto di forte tensione particolare. Sicuramente è un punto difficile, è un momento difficile, però il grosso della difficoltà se lo sta sobbarcando appunto il pubblico. Quindi diciamo in questo momento noi vediamo ancora un privato e delle imprese che funzionano, tra l'altro dei settori anche che hanno, me lo faccia dire, approfittato in maniera ovviamente corretta, no? della situazione, per cui tanti settori come l'alimentare, il farmaceutico, tanto per fare degli esempi, ovviamente hanno lo stesso bricolage, è un altro settore che è andato molto bene. I mobili, anche loro stessi hanno funzionato, perché ovviamente il Covid ha portato un nuovo concetto di casa e questo ovviamente ha dato un beneficio, e ai supermercati non mi serve dare ulteriori approfondimenti, penso sia all'attenzione di tutti. Quindi è chiaro che c'è una situazione un po' a macchia di leopardo, mi faccia dire così, ed è importante per questo che i ristori siano mirati, no? Questo è chiaro, perché non è stato, diciamo, mi faccia dire, non è stata una scelta di nessuno trovarsi nel settore giusto o nel settore sbagliato al momento sbagliato, no? Perché chiaramente da un punto di vista complessivo ci siamo trovati ovviamente tutti impreparati. Detto questo, secondo me quello che si sta facendo è la cosa giusta. Le banche ovviamente possono dare una mano soprattutto sui nuovi investimenti e sul ristoro della liquidità, e quello lo stiamo facendo in maniera diciamo più o meno proattiva. Noi in particolare siamo molto, molto attivi su questo, e quindi diciamo le cose stanno reggendo, no? Al netto che sicuramente le zone d'ombra vanno giustamente trovate e soprattutto supportate, no? Da parte della società, e questa è la cosa giusta in questo momento. Certo, tenendo conto dei numeri legati al risparmio pubblico sia di impresa che di famiglia, i dati dalla Banca d'Italia imponenti, 120 miliardi rappresentano più di una finanziaria, è evidente che la prossima partita dovrà essere giocata, io credo, nella combinazione fondi pubblici, fondi privati, quindi in una logica win-win all'interno delle misure che verranno inserite nei vari piani di recupero. Sicuramente cercando di avere ognuno dei due il giusto territorio in cui operano, nel senso che alla fine io sono convinto che fin dove ci sia una capacità di generare reddito è giusto che sia il privato ad arrivarci, con le banche che ovviamente lo supporta. Laddove invece c'è un beneficio magari più sociale e meno economico, a quel punto è chiaro che quella è l'area di intervento del pubblico, ed è lì che si fanno le partite. Quindi secondo me sarà fondamentale questa azione di concerto, come diceva lei, che sia soprattutto poi mirata sulle zone di rispettiva influenza. Certo. Io direi possiamo terminare qui. Ringrazio Alberto Naef, direttore generale di Volksbank, Banca Popolare dell'Alto Adige. Ricordo a tutti i frequentatori del sito Veneto Welfare di restare connessi con tutte le opportunità di conoscenza e di interventi che andremo a mettere in campo nelle prossime settimane. Grazie a tutti e arrivederci.